Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Siamo qui in mezzo alla strada. Siamo tornati su Eurotrack Simulator. Dobbiamo portare pneumatici per camion a Tunisi, da Valencia chiaramente. Siamo partiti da Valencia, siamo appena tornati da Valencia e si gode. Ho fatto due prove per mettere a posto un po' i settaggi e mettere il nuovo dispositivo che ho comprato per il mio compleanno. E siamo qui ragazzi. Qualcuno può dire Tunisia con la promo? Sì, perché ho aggiunto Maghreb e poi un'altra che non mi ricordo, penso l'Europa dell'Est, ma anche per la grandi steppe che ancora non c'è la 1.58. The Great Step, cioè cazzo vuol dire? Proprio in inglese di madrelingua e si parte, si torna anche su Eurotrack. È un viaggio lunghino, eh? È un viaggio lungo, lungo, lungo. Ci sono lavori qua. Stiamo attenti. E si gode, si gode. Torniamo anche solo track, ragazzi. Ma solo capire con le dirette come comportarmi perché voglio portare dirette, voglio portare roba. Il canale non sonnecchia più. Siamo tornati, non dico come una volta, ma dai. Si gode. E basta, insomma. Adesso è il momento. Buono. Pennellata cumendiana. Questa è la classica pennellata cumendiana. E siamo in Spagna. Chiaramente noi pompiamo a manetta, noi pompiamo a 144 all'ora. Ecco, lo sapete, me ne sbatto il cacchio dei limiti di velocità. Devo che andare a dormire. Dove siamo con la benza? Abbiamo ancora un po' di autonomia, però a sto punto ci ricarichiamo bene. Calma, 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 calma. Sosta e servizio. La Repsol, della Repsol. Ho già cappellato, perfetto. Sono una pippa, signori, sono una pippa. Sono una pippa. Sono un pippone atroce. Ok. Carichiamo. Nome. Ok. Comunque bellissimo sto dispositivo che ho preso per Eurotrack. Più bello anche da vedere rispetto a quello gigante. Non fate queste azioni di guida voi perché... Ecco. Se devo dormire, lo so, lo so. Lo so. Che è successo? Panico. Ok, chiudiamo tutto. E fermo a Nanna. Perfetto. Non si può stare una bella foto per l'anteprima. Aspetta un attimo. Faremo il palo però. Vediamo se riusciamo. Eccola qua. Questa può essere la fotuzza. Perfetto. E andiamo. Godo. Oh.
Occhio. Guarda, Vardio, Vardio, Vardio. Vardio. Eccoci qua. Facciamo con la nostra livrea della Bronze GP che mi gasa. Ok, allora dobbiamo... Abbiamo 53 ore per portare le gomme. Mancano 33 ore alla fine del viaggio. Siamo in Catalogna, siamo. Siamo in Spagna ancora. Dobbiamo andare a Tunisi. Sarà un viaggio lungo, carico di passione. C'è molto traffico, eh? Sono le 11:52. Siamo in pieno sorpasso. Non siano cose illegali in 102 stati. Mamma mia, che traffico, ragazzi. Ci mettiamo qua. Ma facciamo fatica. Siamo verso Barcellona, Barcellona. Stiamo spingendo adesso. Siamo a pieno regime. Siamo a pieno regime. Ma non ho la potenza per superare questo qua. Le dura, le dura, le dura. Oh, finalmente ti agapio. Che qua c'è solo Guarda, guarda, guarda. Panico, 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 paura. Dai, dai, però. Manca sbagliare. Pericolosissima. Pericolosissima sta cosa. Ecco. E si comincia subito bene. Si vede che non guido da un po'. Sorry guys, sorry guys. Poi. Buono. La strada è ancora lunga, ragazzi. Valencia-Tunisi. Non è proprio 2 minuti. Non sei un ponte Nakai. Adesso si spinge però. Dobbiamo pompare a manetta adesso, Camine nuovo, 212 km, proprio nuovo di pacca. Adesso vedo meno traffico anche, possiamo pompare. Siamo col Tom Cruise Control adesso.
Noi stiamo veramente spingendo al massimo. Bene, bene, bene. Siamo in piena autostrada anche, quindi possiamo correre, non c'è tanta gente adesso. Mancano solo 1663 minuti. Porta Catalana, dopo la porta di Barcellona c'è la porta Catalana. Ci diamo teoricamente, stiamo tra un po', non so se sconfiniamo in France, ma non mancano secoli a mio modesto parere. Un viaggio ben fatto, eccolo qua, lo sapevo. Attenzione, attenzione. Adesso andiamo in Francia. Siamo in Francia, siamo in France, siamo in France. Siamo nel sud della France. 8, 8, 8, 8, mamma mia. Oh my gosh. Buono. Sento già un'atmosfera più francese, più francese. La 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 ta ta la 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 tuttururururu. Comunque ho scelto un viaggio eterno. Cerchiamo di non far cappelle, magari. Ecco, subito. Ma perché? Io quando arriviamo al casello, panico. Ho sbagliato, anche ho messo non nel telecast. Grazie. C'è la pula qua. Incidente probabilmente. Ok. La strada è ancora tortuosa, in salita, difficilissima. Siamo a 1584 km dall'arrivo a Tunisi Center. E raga, siamo in una Costa Azzurra, guarda che bello. Si vede molto, ma ci siamo, ci siamo. È arrivato il messaggino Costa Azzurra e Provenza. Mancano 1346 km. E qua siamo in piena discesa. Stiamo toccando velocità mostruose. Calma, c'è traffico. Tanto traffico a quest'ora, ma ci sta. Ah, c'è anche lavori in corso. Figurati. Ah no, tamponamento. Allora. Ok, ancora non ricordo i tasti, cavolo, come ho settato tutto nuovo. Cioè, ho fatto dei nuovi settaggi, non mi ricordo Ugacchi. 3 ore per la sosta, Situazione da panico. Siamo di nuovo col Tom Cruise Control. Ogni tanto
Con la Benza abbiamo ancora autonomia per 500 km circa. 3 ore di sonno, non voglio fermarmi qua. Speriamo bene. Speriamo di beccarne un'altra. Se no, sono dolori di panza. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok, boss. Uscire a destra. Voltare a destra. Tutto regolare, Peppe, tutto regolare. Ok. Freccia. E si gode. Mamma mia, siamo ancora veramente lontanissimi. Allora, ho tempo 45 ore per portare le gomme. Secondo il GPS tra 24 ci sono, però è chiaro che ci sono ancora le soste. Siamo in galleria. Comunque l'1 deve uscire una mappa, un aggiornamento della mappa dell'Italia con nuove città, cioè ovviamente con un'Italia guarda, quel camion però è rosa, non capisco, c'è anche problema con delle mode. No, dicevo, bellissima sta moda, c'è anche Marghera per dire, Chioggia, cioè pazzesco. Uscire a destra. Usciamo per Marseille. Siamo stati in viaggio di nozze a Marsiglia. Buono, buono. Siamo proprio nel sud della France. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Va bene. Questo lo dici tu, però va bene. Uscire adesso. Uscire adesso. Danni rimorchio, ma perché? È che non capisco perché non aggiungono tipo i monumenti, le robe storiche, il velodrome, anche lo stadio. C'è lo stadio tipo Milano San Siro, robe così. A Milano c'era San Siro, non so se l'hanno tolto per i copyright. Boh. Siamo proprio zona porto. Andare dritto. Non riesco a fare il sorpasso molesto. Dobbiamo stare attenti perché siamo più in autostrada, eh. Ho rimorchio messo così. Molto pericoloso. Ah, vado a prendere il traghetto allora. Da Marsiglia. Oddio, 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 oddio. Non pensavo da Marsiglia. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. E qua ci somiglia, perché il porto di Marsiglia è grandissimo, uno dei più grandi d'Europa, ma ci somiglia, Uscire È stato adesso. a ottobre. Ci sta, si gode proprio. No, non posso rischiarmi qua. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Allora, sì, si assomiglia, sì, porca miseria. Grande, grande. Uscire adesso.
I palazzoni là grandi. Dai, sto cacchio qua. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Viva la France, viva la France. Controllo documenti, ciao bello, ciao bello, ciao bello. Buono. Abbiamo Amazon. Ok, chiudiamo. Destinazioni, allora. Ah, direttamente in Tunisia posso andare. Vabbè, allora sì, cavolo. Godo. Visto che ci siamo. Riorientamento. Ok. Aspetta un attimo. Ok. Siamo in un nuovo punto della mappa, anche perché non sono mai stato qua. Andare dritto. Ma di qua, eh? Sì. Siamo arrivati praticamente, eh? Siamo un viaggio lungo, eterno, invece giustamente a Marsiglia. Sono una VIP. Grande culo. Sto ricalcolando il percorso. Tunisia Non esplorata. importa. Troverò un nuovo percorso. Sta buona. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Madonna, andiamo con un anticipo fantoziano. Ma siamo giusti qua? Bella, bella, sì, sì, sì. Grazie, amore. Guarda che bello. Fatta benissimo, cacchio. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Potremmo fare una foto anche qua per la copertina, vediamo. Uscire adesso. Alla rotatoria, Va bene, prendere adesso la non prima perdiamoci uscita. ste robe. No! No! Per fare la foto, ma sono una pippa. Ma puttana. Ma no. Non ci voglio credere. Uscire adesso. Alla rotatoria, prendere la seconda Addio uscita. santo. Che bello il Uscire Cube. adesso. Di un erotismo quasi becero il Cube. Alla Ah, rotatoria, Dio mio. prendere la prima uscita. Uscire adesso. Maledette foto. Sono le 17:51. Fantastico Tenersi però, a eh. destra. Ho fatto veramente un lavoro egregio, un lavoro ezio greggio, signori. Mamma mia che stretti che siamo, ho paura, ho paura. Sì, ciao. Ma queste strade qua. Andare dritto. E andare dritto. Boh. Mancano 8 km, siamo arrivati a destinazione. Con un anticipo colossale. Sublime quasi.
Molto good, molto good. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Siamo arrivati ormai 4 km. 4, se andiamo al parcheggio se è facile me lo sparo, se no no, lo dico già. Lo dichiaro subito alla dogana. Tenersi a sinistra. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Va bene. Uscire adesso. Marciapiedi sono sempre del cume. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Noi ce ne sbattiamo anche di semafori. Siamo stronzi. Prepararsi a voltare a destra. Siamo arrivati. Parapà, parapà, parapà. Voltare a destra. Ma che roba, ma che Ma che parcheggio? Ma no, ma sono pazzi questi. Parcheggi senza un senso logic. Grazie. Eccoci qua. E dove devo parcheggiare? Oh. Ho sbagliato, sì. Oddio. Occhio. Panico cumendiano. Sì, ciao, ecco. Te lo parcheggio qua. E ciao. Raga, saluto del comandone veneziano. Ecco la mappa su una mod che rompeva i maroni. Ora come, cioè, hanno aumentato tanto, cavolo. E niente, ci becchiamo con il prossimo viaggio. E basta, insomma, dai, abbiamo esplorato ancora un cacchio rispetto, cioè, ci sono un po' di città. E niente, raga, anche Eurotrack torna nel carniere cumendiano. Raga, alla prossima. Ciao!